Siamo qui con Thomas Mechini che ha subito in questa stagione 32 reti, è presumibilmente il miglior portiere di questa Serie A2. Ecco, è stata una gara di grande attenzione tattica, di grande concentrazione questa. La Pumas non ha perso mai il controllo della gara e ha sempre mantenuto il distacco. Come hai visto le prestazioni dei tuoi? Ci siamo preparati molto bene, sapevamo che con questa squadra qui non sarebbe mai stato facile. È stata una partita molto difficile. L'ho visto molto, i miei giocatori comunque hanno giocato bene, se la sono giocata, qualche svista arbitrale di troppo, però l'abbiamo portata in fondo e l'importante è quello. Nell'ultima gara Castiglione-Sarzana si definirà la griglia dei playoff definitiva. Fra Matera e Camaiore, qual è la squadra che preferisci incontrare nel primo turno dei playoff? Ma io penso che non ci sia un preferito o non preferito, perché comunque noi ce la possiamo giocare tranquillamente con tutte come abbiamo fatto durante il campionato. L'importante è prepararsi bene, allenarsi bene e portare il risultato in fondo con l'obiettivo da raggiungere, ovvero la Serie A.